Una bella gara vincente, soprattutto quella femminile dove la Dossena, neocampionessa italiana di duathlon, è andata in via insieme a Giorgia Prearone che insomma ha vinto Dossena, però Giorgia ha fatto una bellissima gara e ha conquistato un meritatissimo campionato Under 23, quindi sono felice per la gara, tutto bene, una bella giornata finalmente dopo il tempo piovigginoso di Torino, per usare un eufemismo. È stata una bella apertura, ma soprattutto con bellissimi atleti, con grande impegno, grande ritmo, grande livello tecnico sicuramente, sia a livello dei giovani dell'Under 23 ma soprattutto anche degli atleti maturi. Cigana ha fatto una grandiosa frazione in bici, poi è stato rimontato, ma veramente una bella gara. La giornata ci ha aiutato sicuramente, ho visto tante belle facce felici, anche se il percorso era molto diciamo particolare perché è troppo stretto per certi aspetti e per questi numeri. Comunque sta andando tutto bene. Domani vediamo le staffette e la crono, sarà un bel divertimento per le squadre. È bellissimo vedere queste feste nel nostro paese, anche se creano dei piccoli disagi di qualche ora per i nostri cittadini. È una rivincita dello sport pulito in un mondo che va come sta andando.